Buonasera. Il relatore che questa sera ci parlerà sul tema Noi e l'Africa, potenzialità, malintesi e aspetti perversi della cooperazione internazionale, è Marco Caselli, che è professore ordinario di sociologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna appunto sociologia generale, sociologia della cooperazione e metodi per la ricerca sociale. Il tema che affronta questa sera è un tema, direi, molto complesso, su cui abbiamo davvero tutti bisogno di avere informazioni, di avere elementi sui quali non solo meditare, ma anche elementi grazie ai quali possiamo forse meglio comprendere le più diverse notizie che ci arrivano attraverso la stampa, attraverso altri mezzi. Il tema che egli affronterà riguarda soprattutto gli elementi che connotano la cooperazione in ambito africano e, come egli scrive nella sua sintetica presentazione, il significato stesso del termine cooperare, perché, come scrive, proprio sul termine cooperare sussistono non pochi malintesi, non poche perverse interpretazioni proprio sul significato della cooperazione. E credo che proprio su questo argomento avremo molte domande da fargli, anche alla luce del fatto che il continente africano è il più ricco al mondo e in maniera palese o nascosta proprio in questo continente si svolgono scontri politici, economici di drammatica importanza. Prego, professore. Ok, grazie per l'invito, grazie per la presenza, grazie per la presentazione. Io volevo partire dal termine cooperazione allo sviluppo. Cooperazione allo sviluppo è un'espressione a cui immediatamente ci viene da dare un valore fortemente positivo. Cooperare è una parola a cui diamo un valore positivo. Sviluppo è una cosa altrettanto molto positiva, molto bella. Quindi cooperare allo sviluppo, cooperazione allo sviluppo, dovrebbe essere qualcosa di assolutamente fantastico, almeno in teoria. Se però passiamo dalla teoria alla pratica, ci accorgiamo che storicamente nella cooperazione allo sviluppo, e in particolare nella cooperazione allo sviluppo rivolta verso il continente africano, qualcosa non ha funzionato. Qualcosa ha anche funzionato, sia ben chiaro, ma qualcosa non ha funzionato e molto spesso la cooperazione allo sviluppo, insieme ad alcuni successi, è stata legata anche a grandi insuccessi e molto spesso anche a grossi scandali che sono balzati anche all'attenzione delle cronache, che hanno fatto perdere forse un po' di fiducia verso questa pratica e questo strumento. Quando parliamo di cooperazione allo sviluppo, noi abbiamo inevitabilmente un punto di riferimento, una pietra di paragone, un antesignano, che è il piano Marshall. Piano Marshall, penso una realtà abbastanza nota, è stato il programma di aiuti che gli Stati Uniti hanno rivolto verso l'Europa all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Un programma che fu offerto a tutti i paesi europei, ma che per ragioni di carattere geopolitico fu accettato soltanto dai paesi dell'Europa occidentale. Il piano Marshall è durato dal 1948 al 1951 e ha visto un impegno finanziario da parte degli Stati Uniti molto molto consistente
pari per ogni anno di attività all'1% del prodotto nazionale lordo degli Stati Uniti. Per capirci, oggi, o meglio non oggi perché a seguito delle politiche di Trump la cooperazione americana è praticamente scomparsa, ma fino all'altro ieri la cooperazione degli Stati Uniti arrivava con qualche oscillazione intorno allo 0,2%, quindi l'1% è qualcosa di molto molto grande. Bene, il piano Marshall è stato un successo straordinario per il paese donatore, un successo straordinario per i paesi che hanno beneficiato di questo piano. Un successo straordinario per gli Stati Uniti. Grazie al piano Marshall gli Stati Uniti hanno consolidato un'area di influenza geopolitica, si sono assicurati accessi privilegiati a mercati in rapida espansione e grazie allo stimolo del piano Marshall hanno scongiurato una possibile recessione interna che poi avrebbe potuto essere causata dal venir meno dello stimolo bellico. È un grande successo per i destinatari. L'Italia, rasa al suolo dalla guerra, grazie anche, non solo, ma anche allo stimolo del piano Marshall, è riuscita a ripartire, a rimettersi in piedi e nel giro di pochi anni in Italia c'è stato il cosiddetto boom economico. Non tutto ha funzionato perfettamente, per rifare il Carlo Felice ci è voluto un pochino più di tempo, però alla fine sicuramente qualcosa che ha avuto un grandissimo successo. Terminato il piano Marshall, si avviano i processi di decolonizzazione e quindi l'attenzione si rivolge ai paesi che escono dal dominio coloniale. E quindi l'idea è di ripetere qualcosa di simile al piano Marshall nei confronti dei paesi ex colonia, in particolare dei paesi africani. Qua i risultati non sono stati assolutamente soddisfacenti. Non sono stati soddisfacenti in termini assoluti e non sono stati soddisfacenti se rapportata a quello che è stato lo straordinario e rapidissimo successo del piano Marshall. In realtà non è andato tutto male, non è andato tutto male. La cooperazione nei confronti dell'Africa ha dato dei risultati importanti. Cito un dato e faccio riferimento a un indicatore molto molto importante. Quando si parla di sviluppo, quando soprattutto gli economisti parlano di sviluppo, per misurare lo sviluppo tendono a utilizzare il prodotto interno lordo. Ma io non sono un economista e quindi non uso il prodotto interno lordo, anche perché il prodotto interno lordo è un indicatore che ha diversi problemi. Il famoso esempio di Trilussa, ok? Se io ho un pollo e lui non ha niente, il PIL ci dice che abbiamo mezzo pollo a testa e che quindi stiamo benino tutte e due. La realtà è che io sto bene, anzi facciamo il contrario, il pollo ce l'hai tu, la realtà è che tu stai bene e io muoio di fame. Il PIL è soggetto a questo problema. Se in un paese ci sono 3-4 super ricchi, sembrano che stiano tutti bene. Allora io preferisco utilizzare un altro indicatore, che è la speranza di vita alla nascita. La speranza di vita alla nascita è molto utile perché avere una speranza di vita alla nascita alta è il risultato di molti fattori. Se la nostra speranza di vita alla nascita è alta, vuol dire che abbiamo abbastanza soldi per far fronte ai nostri bisogni, significa che abbiamo cibo adeguato, acqua adeguata, che abbiamo istruzione adeguata, che abbiamo strutture sanitarie adeguate. Quindi questo è molto importante. Bene, che cosa è successo alla speranza di vita alla nascita negli ultimi 50 anni? Nel 1976 la speranza di vita alla nascita media di tutti i paesi dell'Africa subsahariana era 47 anni. Oggi, o meglio nel 2024, ultimo anno per cui abbiamo i dati a disposizione, questo valore è passato a 62,8 anni. Da 47 anni a 62,8 è un risultato molto molto importante.
Resta il fatto che è un risultato importante ma non ottimale, perché insomma se in Africa subsahariana la speranza di vita alla nascita è 62,8 anni, la media per l'Unione Europea è 81,5 e per l'Italia è quasi 84, siamo a 83,95. Quindi qualcosa di importante c'è stato, ma c'è ancora molto molto da fare. Perché questo risultato non pienamente soddisfacente? Perché la cooperazione non funziona come vorremmo e come potrebbe? Beh, i motivi sono tantissimi. Io questa sera volevo focalizzarmi su 4 problemi, su 4 equivoci, su 4 malintesi. E questi 4 malintesi riguardano il perché fare cooperazione, a che cosa serve per fare una buona cooperazione, terzo punto, che cosa significa cooperare per lo sviluppo, e ultimo punto, visto che parliamo di Africa, che cos'è l'Africa? Okay? Questi sono i 4 punti: perché cooperare, che cosa serve per fare una buona cooperazione, che cosa significa cooperare allo sviluppo e che cosa è l'Africa. Perché cooperare? Perché cooperare? Con tutti i problemi che abbiamo qua in Italia. Non so, a me ha colpito un po' di tempo fa, era uscito sui giornali, parliamo di Bergamo, mi sembra, una città nella parte più sviluppata e avanzata dell'Italia, un signore che a giugno prenota una visita dermatologica, gliela fissano per settembre, lui a settembre va in ospedale per fare la visita dermatologica e dicono: no, guardi, non risulta. Come non risulta? C'ho scritto qua settembre, guardiamo bene, sì, settembre, ma dell'anno prossimo. Ok? Ma dell'anno prossimo. Allora, in un paese dove abbiamo ancora questi problemi, perché dobbiamo andare a spendere soldi per costruire un ospedale in Burkina Faso? Ma perché? Non diamo per scontato che la risposta sia positiva al dobbiamo cooperare. Perché dobbiamo cooperare? Ve lo chiedo a voi, perché dobbiamo cooperare? È previsto che io faccia domande? O sto rompendo il protocollo? Ah, ok, no. Perché dobbiamo cooperare allo sviluppo? Perché siamo sulla stessa terra. Qualche altra idea? Perché ci guadagniamo entrambi. Qualche altra idea? Perché non è vero che la grande possibilità di vita alla nascita vuole che stiano veramente molto poco. Perché anche se è cresciuta la speranza, ripeto perché forse non si sente, perché anche se la speranza di vita alla nascita è cresciuta, comunque continuano a stare male. Ok, ci sono dei motivi, adesso ci ritorniamo, ma ripeto, non diamo per scontato che si debba cooperare. Vi racconto questo aneddoto che mi è stato riferito. Un po' di tempo fa io ho assistito a una conferenza in cui il relatore era un personaggio politico che in passato ha svolto il ruolo di sottosegretario alla cooperazione internazionale, cioè era il responsabile politico della cooperazione italiana. Non faccio il nome e non dico il partito perché è irrilevante. Fosse stato di un altro partito, probabilmente avrebbe potuto dire esattamente la stessa cosa. Bene, come forse voi sapete, a livello internazionale, ormai dalla fine degli anni 60, si è stabilito che un livello ottimale di cooperazione internazionale per i paesi maggiormente sviluppati è lo 0,7% del prodotto nazionale lordo. Questo è quello che i paesi più ricchi dovrebbero dare alla cooperazione e che si sono più volte impegnati a dare alla cooperazione. L'Italia oscilla tra lo 0,2 e lo 0,3, quindi molto molto lontano. Sono pochissimi i paesi che hanno raggiunto lo 0,7, ma l'Italia è proprio tra gli ultimi della classe. Bene,
Si sta discutendo la legge finanziaria, quindi la legge in cui vengono allocate le risorse del Paese per l'anno successivo, e questo sottosegretario, voci di corridoio, sente che ci sono 500 milioni di euro, mezzo miliardo di euro, che ancora sta ballando, che non si è ancora deciso dove metterli. E allora, visto che è in buoni rapporti di amicizia con l'allora ministro dell'economia, decide di provarci. Chiama il ministro dell'economia, suo amico di vecchia data, gli chiede un appuntamento. Il ministro dell'economia, gentilissimo, cortesissimo, lo riceve, si siedono al tavolo, si danno del tu, si chiamano per nome, dicono: carissimo il sottosegretario al ministro dell'economia, tu lo sai che il livello della cooperazione italiana è bassissimo, ci stiamo facendo una figura pessima a livello mondiale. Io ho sentito che ci sono questi 500 milioni che bisogna ancora decidere dove metterli. Ora, io non pretendo che li mettiamo tutti sulla cooperazione, ma qualcosina di questi 500 milioni non è che li mettiamo sulla cooperazione? Il ministro dell'economia lo guarda, gli sorride, lo chiama per nome e gli dice: carissimo, ad aprile si vota, dimmi tu dove li mettiamo questi 500 milioni, li mettiamo alla cooperazione o li mettiamo sulle pensioni? E la domanda è legittima. E la domanda è legittima. Un pensionato accetterebbe di ricevere un po' meno di pensione per poter aiutare un ospedale in Burkina Faso? Bah, chi lo sa. E allora, perché cooperare? Mi sembra che ci siano almeno due possibili risposte che in parte sono già state anticipate da voi. Una prima risposta ha a che fare con un imperativo morale. A questo mondo ci sono tantissimi sistemi culturali, tantissime religioni, tantissimi sistemi valoriali, ma un denominatore comune, non so dirvi se proprio di tutte le religioni, di tutte le culture del mondo, ma di buona parte delle religioni e delle culture del mondo, è che si devono aiutare le persone che stanno peggio di noi. Anche se noi abbiamo poco, parte di quel poco lo dobbiamo utilizzare per aiutare chi sta peggio di noi. Quindi questa è una prima dimensione, una dimensione di carattere etico. Ma poi c'è la dimensione, è stato detto, dell'interesse. Bisogna cooperare allo sviluppo perché conviene. E non va demonizzato questo aspetto dell'interesse. Anzi, meno male che c'è l'interesse. Perché le cose che facciamo con interesse le facciamo. L'elemosina, se quest'anno è andata bene ne facciamo tanta, se è andata male ne facciamo poco. Invece un investimento lo facciamo, perché sappiamo che ci porterà dei frutti. Ebbene, e questo interesse può avere due forme. Questo interesse può avere la forma del guadagno diretto. Aiutiamo gli altri perché ne abbiamo un ritorno positivo. Magari non subito, ma lo abbiamo. Aiutiamo un paese così un domani potremo vendergli, quando sarà più sviluppato, potremo vendere i prodotti delle nostre imprese. Aiutiamo un paese così ci darà un accesso privilegiato alle sue risorse. Aiutiamo un paese perché così quando un domani dovremo andare a bombardare qualcuno, quel paese ci concederà il suo spazio aereo per far passare i nostri caccia. Aiutiamo un paese perché così un domani, quando ci candideremo a ospitare le Olimpiadi, l'Expo, il campionato mondiale di scala 40, il suo delegato voterà a favore della nostra candidatura. E poi c'è un secondo tipo di interesse, l'interesse inteso come protezione da rischi. Aiutiamo gli altri perché questo pensiamo possa servire a tutelarci da alcuni rischi. Ad esempio,
aiutiamo un altro paese così questo magari inquinerà meno, così magari questo gestirà in maniera più responsabile le sue risorse naturali, di cui possiamo beneficiare anche noi. Aiutiamo un altro paese perché questo ci aiuta a contrastare alcune malattie. Prima del Covid, poco tempo prima del Covid, nell'Africa centrale era scoppiata un'epidemia di Ebola e i paesi occidentali si sono fortemente mobilitati per aiutare a sconfiggere questa epidemia. La motivazione qual era? Fermiamola lì perché sennò c'è il rischio che Ebola arrivi in Occidente. Ok? E poi ci sono altri due motivi, altri due interessi. Uno forse un pochino passato di moda, l'altro invece di grande attualità. Quello passato di moda, ma forse non del tutto, all'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle, all'inizio di questo millennio, si cominciava a dire dobbiamo cooperare allo sviluppo, perché sennò dai paesi poveri partono i terroristi. Il sottosviluppo genera il terrorismo. Quindi li aiutiamo, si sviluppano e non arrivano i terroristi da noi. Che è un'argomentazione fragile, ma anche molto pericolosa dal mio punto di vista. Perché questa argomentazione rischia, ed è un rischio grosso, di dare una legittimazione morale al terrorismo. Meno male che ci sono i terroristi, così almeno vengono ad aiutarci. Ci aiutano perché sono spaventati e vediamo di spaventarli tanto allora, così ci aiuteranno tanto. Mentre oggi, qual è il tema? Bisogna aiutarli a casa loro perché così? Perché così non vengono da noi. Ok? Dobbiamo fare cooperazione allo sviluppo perché questo è un argine contro le migrazioni. E questo è un grosso equivoco. Perché vedete, per migrare ci vogliono soldi. Per migrare regolarmente ci vogliono soldi, ma ce ne vogliono molti di più per migrare in maniera irregolare. Infatti, in Italia, parliamo dell'Italia perché siamo in Italia, di stranieri che provengono dai paesi più poveri del mondo ce ne sono proprio pochini, ma proprio pochi, perché i cittadini dei paesi più poveri del mondo non hanno i soldi per migrare. In letteratura si parla di migration hump. Hump è il termine inglese per gobba, la gobba del cammello, ok? Ed è statisticamente dimostrato che quando un paese si sviluppa, la migrazione in uscita da quel paese mica si riduce, aumenta. Quando un paese povero comincia a svilupparsi, i migranti escono di più. Perché? Perché finalmente le persone hanno la possibilità di migrare, hanno le risorse per farlo. E questo i nostri governanti non lo sanno? No, lo sanno molto bene. Infatti, quali paesi africani vengono aiutati? I paesi più poveri, quelli da cui partono le migrazioni? No, vengono aiutati i paesi da cui passano i migranti e vengono aiutati perché li fermino. Ma su questo torniamo più avanti. Che cosa serve per fare una buona cooperazione? Ho detto che si può cooperare per motivi etici o si può cooperare per interesse, molto spesso per un mix delle due cose. Ecco, non dobbiamo commettere l'errore di pensare che la cooperazione che funziona è quella guidata dai valori, mentre la cooperazione che non funziona o che peggio fa danni è quella guidata da interessi. Per fortuna o purtroppo non è così.
ci può essere una cooperazione guidata da interessi che dà ottimi risultati, il caso del piano Marshall, e viceversa ci può essere una cooperazione guidata dalle migliori intenzioni che non raggiunge i suoi risultati o che peggio fa dei danni enormi. Uno slogan che utilizziamo spesso a lezione con i nostri studenti è: in cooperazione la buona volontà non basta, ci vuole anche preparazione. Io amo dire, lo dico spesso ai miei studenti, che vedo un grande parallelismo tra la professione del cooperante e la professione del medico. Ok? Io voglio tantissimo bene a mia figlia, ma proprio tantissimo. Voglio il suo bene senza nessun secondo fine. Ma il giorno in cui si è rotta un piede, non mi sono messo io a curarle il piede, l'ho portata al pronto soccorso, perché pur con le migliori intenzioni io non ero in grado di sistemare la frattura. Questa cosa, che è di una banalità estrema, quando si parla di cooperazione tendiamo a dimenticarcela. Noi vogliamo aiutare l'Africa, quindi facciamo qualcosa e sicuramente avremo dei buoni risultati. No, si possono fare dei danni, come farei un danno io se provassi a sistemare la frattura a mia figlia. Esempio pratico, concreto. Questo è un esempio che è stato trovato da un mio studente di dottorato che studiava la cooperazione inglese nei confronti del Ghana e in questo suo lavoro di ricerca trova un progetto realizzato da una piccola associazione fatta da persone che non avevano nessun interesse, lo facevano proprio per spirito di servizio, per fare qualcosa di buono per l'umanità. E quindi per qualche motivo scoprono che in Ghana c'è un piccolo paese rurale, di contadini, dove sono molto molto poveri. E dicono: va bene, facciamo qualcosa per questo paese, per questo piccolo villaggio. Un villaggio di contadini, che idea! Facciamo una bella raccolta di fondi e gli compriamo un trattore, perché sono contadini, così hanno il trattore e si sviluppa la loro agricoltura. Ora, io non sono un agronomo, non me ne intendo minimamente, però penso che prima di regalare un trattore a un villaggio bisognerebbe porsi almeno 3 domande. Prima domanda: ma lì il trattore serve? Perché non è che per tutte le culture agricole serve il trattore. Voglio dire, siamo in Liguria, per coltivare gli ulivi sulle fasce non servono i trattori, non puoi andare col trattore sulle fasce che distruggi tutto, tutt'al più ti serve la pecar per poi portare gli ulivi al frantoio e muoversi a giro, ma un trattore non serve lì. Ok? Quindi prima domanda: serve il trattore? Seconda domanda: ammesso che serva il trattore, lì c'è qualcuno che lo sa usare? E terza domanda: ammesso che lì il trattore serve e ammesso che ci sia qualcuno che lo sa guidare, poi c'è qualcuno che è in grado di fare la manutenzione? Ci sono i pezzi di ricambio? C'è il carburante? Bene, questa simpatica associazione, ripeto, guidata soltanto da buonissime intenzioni, queste domande non se le fatte. Risultato: hanno comprato il non plus ultras dei trattori, un trattore bellissimo, meraviglioso, sono riusciti a farlo arrivare in questo villaggio del Ghana e cos'è successo? È successo che qualcuno ha provato a usarlo, ma non so se il problema era che il terreno non era adatto o che la persona era proprio imbranata. Il trattore si è ribaltato e la persona che lo guidava è morta, schiacciata dal trattore.
Poi hanno rimesso in piedi il trattore, hanno fatto il funerale del poveretto, qualcun altro, questa volta con un pochino più di attenzione, ha provato di nuovo a far funzionare il trattore, ma un po' perché non lo sapevano usare, un po' perché ribaltandosi si era danneggiato. Dopo qualche settimana il trattore si è rotto e non c'era nessuno in grado di farlo ripartire. E quindi il trattore è rimasto lì, sotto il sole, la pioggia, a perdere olio, a perdere carburante, a inquinare il territorio. Un progetto, ripeto, guidato dalle migliori intenzioni, ha avuto come risultato quello di uccidere una persona. Non basta la buona volontà. Oltre alla buona volontà serve competenza, professionalità, conoscenza dei contesti e serve anche un'altra cosa che però vediamo più tardi. I valori non bastano, però sono importanti. E da questo proposito mi sembra che la cooperazione, diciamo così, oscilli tra due rischi opposti. Il primo rischio è quello del dilettantismo. Ma sì, siamo ricchi, occidentali, belli, intelligenti, laureati, sicuramente avremo qualcosa da fare di utile per questi disgraziati. Che cosa? Boh, qualcosa. E l'altro rischio però è l'eccessiva professionalizzazione, cioè una professionalizzazione che perde di vista quello che però è un riferimento valoriale. In particolare la realtà è che oggi quello della cooperazione è un settore economico. È un settore economico al pari di tanti altri settori economici che, come tutti i settori economici, ha come obiettivo prioritario il suo automantenimento. Le ONG sempre più spesso assomigliano a delle aziende il cui obiettivo è quello di rimanere sul mercato per sopravvivere, per fare in modo che i propri dipendenti possano continuare ad avere un lavoro. Faccio anche qui esempio, conferenza, il relatore era diversi anni fa un pezzo grosso, ma grosso del mondo delle ONG, e durante questa sua conferenza ha detto due cose che mi hanno molto colpito. La prima è questa, lo diceva con tono arrabbiato, diceva: è una vergogna. Negli ultimi, non mi ricordo, 10, 20, 30 anni, che cosa ha detto, il numero delle ONG accreditato presso l'Unione Europea è raddoppiato, mentre i fondi che l'Unione Europea dà alle ONG sono sempre gli stessi. Che vergogna. E l'altra cosa, noi italiani siamo proprio indietro, noi ONG italiani siamo proprio indietro, abbiamo un sacco da imparare. Quando andiamo a Bruxelles a chiedere fondi, i francesi, che loro invece sì che sono bravi, loro sì che sono organizzati, agiscono all'unisono e così le ONG francesi riescono a prendere sempre più soldi di quante ne prendono le ONG italiane. E allora qual è il problema? Aiutare gli altri o far vivere le ONG? Un tempo il mio professore di sociologia politica diceva: i partiti politici ci raccontano che chiedono il nostro voto per realizzare poi delle politiche, ma la realtà è l'opposta. I partiti realizzano delle politiche per poterci chiedere il voto. E io ho paura che nel mondo delle ONG succeda qualcosa di simile. Le ONG ci chiedono fondi, a noi, al governo, allo Stato, dicendo che questi soldi serviranno per realizzare dei progetti. Forse la verità è al contrario. Loro realizzano progetti per poterci chiedere dei soldi. E questo è un problema,
perché se l'ottica è questa, io non realizzo i progetti più utili, realizzo i progetti che hanno più possibilità di essere finanziati, che non necessariamente sono quelli più utili. Ripeto, è un rischio. Di nuovo, il paragone con la professione medica. Io voglio che i medici siano dei professionisti. Io sono molto contento che un medico abbia una buona reputazione e abbia anche un buono stipendio. Sono contentissimo, perché se un medico non avesse una buona reputazione e non ricevesse un buono stipendio, ma chi lo fa fare ai nostri ragazzi di iscriversi a medicina e fare tutta una trafila di studio mostruosa? Quindi bene che ci sia questo interesse. Il problema è quando l'interesse si dimentica però della dimensione valoriale. Quando il medico prescrive un intervento chirurgico inutile, perché così ci guadagna. Quando un ospedale decide di fare parti per taglio cesareo anche quando non serve, perché facendo parti per taglio cesareo riceve un rimborso più grande dalla regione. Per cui, per dire che alcune cose che succedono nel mondo della cooperazione non sono solo nel mondo della cooperazione, ma questo senza voler infangare tutti, ovviamente. Ci sono tantissimi medici, per fortuna, la grande maggioranza, che fanno benissimo il loro lavoro, così come ci sono tantissimi cooperanti e tantissime ONG che fanno benissimo il loro lavoro. E poi, ultimo punto su questo, perché la cooperazione serva a qualcosa in termini di sviluppo, raggiunga dei risultati soddisfacenti in termini di sviluppo, è necessario che abbia tra i suoi obiettivi lo sviluppo. Può anche essere dettata da interesse, ma deve avere tra i suoi obiettivi lo sviluppo. Se un progetto di cooperazione non ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo, non può raggiungere lo sviluppo. E che cos'altro potrebbe volere un progetto di cooperazione? Beh, un esempio del passato e un esempio dell'oggi. Durante tutta la guerra fredda ci sono stati tantissimi progetti di cooperazione che non avevano come fine lo sviluppo, avevano come fine il mantenimento della fedeltà del paese rispetto al blocco occidentale. E quindi sono stati finanziati i peggiori dittatori della terra con la scusa: ok, ti diamo tanti soldi, fanne quello che vuoi, basta che non passi dalla parte dei sovietici. E questo non genera sviluppo. All'epoca c'era una frase abbastanza famosa che dico in maniera edulcorata perché sono pur sempre un professore della Cattolica che parla in un'occasione ufficiale. La frase era: è un gran farabutto, ma è il nostro farabutto. L'espressione era più colorita, ma non la ripeto visto il mio ruolo. Oggi, se voi, nulla di segreto, se voi andate a cercare su internet, scoprite che l'Italia ha un progetto di cooperazione, non solo quello, con il Niger, non la Nigeria, con il Niger. Fantastico! Il Niger è, insieme alla Repubblica Centrafricana, si contendono il primato, il paese più disgraziato della terra. Ok? Quindi benissimo che aiutiamo il Niger, che cosa meravigliosa. Poi però uno va a vedere il progetto e vede che questo progetto è un progetto promosso dal Ministero della Difesa. Infatti, ripeto, tutta alla luce del sole, trovate le informazioni sul sito ufficiale del Ministero della Difesa italiana. È un progetto di addestramento delle forze militari nigerine. Sì, poi certo, nell'ambito del progetto abbiamo colto l'occasione anche per portare 2 o 3 medicine a un ambulatorio locale e per regalare un pulmino a un'associazione locale che fa cose bellissime, ma il progetto è addestramento delle forze militari nigerine, con un piccolissimo problema, che il Niger è retto
retto da una giunta militare golpista che ha preso il potere con un colpo di Stato. E perché gli addestriamo le forze militari a un... perché il Niger è un paese di transito dei migranti, è una delle rotte verso la Libia per poi arrivare in Europa. E quindi addestriamo le forze militari di un paese retto da una giunta golpista in modo che questi militari siano tanto bravi a fermare i migranti e non farli arrivare in Italia. E come li fermano i migranti, i militari nigerini? Chi siamo noi per interferire nella politica interna di un paese straniero? Ora, io non dico che questo progetto sia sbagliato, che non vada fatto. Se non li addestriamo noi, li addestrano quelli della Wagner e probabilmente è peggio. Quindi può essere giustificato questo progetto, ma chiaramente non è un progetto che porta a sviluppo. Non è un progetto che porta a sviluppo. Dobbiamo stare nell'oretta, quindi devo... Ok, quindi sulle altre cose andiamo un pochino più veloci, così magari c'è anche un pochino di spazio per eventuali domande. Terzo punto, che cosa significa cooperare allo sviluppo? Che cosa significa cooperare allo sviluppo? Lo UNDP, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di sviluppo, definisce così la cooperazione. Dice lo UNDP, cooperare allo sviluppo significa perseguire l'obiettivo dello sviluppo tutte le volte che ci sono interazioni tra soggetti diversi che possono avere ricadute sullo sviluppo. Cooperiamo per lo sviluppo quando tutte le volte che ci sono delle interazioni che possono avere delle ricadute sullo sviluppo, si ha lo sviluppo come obiettivo. E in particolare lo UNDP dice che ci sono 3 pilastri, li chiama così, 3 pilastri della cooperazione allo sviluppo. Cioè la cooperazione allo sviluppo investe 3 ambiti. Primo ambito è quello dell'aiuto, secondo ambito è quello del commercio internazionale, terzo ambito è quello della pace e della sicurezza. E allora qui l'equivoco, perché molto spesso, quasi sempre, noi parliamo di cooperazione allo sviluppo ma pensiamo all'aiuto, che è solo una parte dello sviluppo, della cooperazione, scusatemi. La cooperazione comprende anche l'aiuto, ma anche questi altri 2 pilastri. E qual è il rischio di non vedere la cooperazione come un processo così ampio ma ridurlo all'aiuto? Beh, un primo problema è l'incoerenza delle nostre azioni. Per cui che cosa può accadere? Può accadere che noi, ad esempio l'Italia, ci mettiamo il cappellino cooperazione, che intendiamo come aiuto, e col cappellino cooperazione magari realizziamo un bellissimo progetto per il sostegno all'agricoltura in un certo paese dell'Africa subsahariana. Meraviglioso. Poi però cambiamo cappellino, togliamo il cappellino cooperazione e ci mettiamo il cappellino politiche economiche internazionali e contribuiamo a realizzare politiche e a definire regole del commercio internazionale che di fatto impediscono lo sviluppo agricolo di quel paese. Con una mano facciamo, con un cappellino facciamo, con l'altro cappellino, con l'altra mano disfiamo. E da questo punto di vista dobbiamo dire come meritoriamente la legge 125/2014, che è la legge italiana che regola la cooperazione allo sviluppo, dice che è necessario in campo della cooperazione un coordinamento tra i diversi ministeri per assicurare la coerenza delle azioni che l'Italia fa nei confronti dei paesi terzi. La legge è meravigliosa, l'applicazione, come sempre, non è decisamente all'altezza spesso del testo scritto.
Altra conseguenza di questa visione riduzionista è una visione asimmetrica, fortemente asimmetrica della cooperazione, una visione unidirezionale. Cooperazione etimologicamente vuol dire fare insieme. Invece noi molto spesso intendiamo la cooperazione come facciamo noi per voi. Facciamo noi per voi. E sì, ci sono dei correttivi. Adesso i bandi italiani, i bandi europei per finanziare progetti di cooperazione richiedono espressamente che il progetto venga realizzato da una partnership dove ci sono soggetti italiani o comunque occidentali e soggetti locali. Ok? Quindi tu, ONG, vuoi fare un progetto in Burkina Faso, devi mettere nella partnership, nel comitato organizzativo del progetto anche dei soggetti, delle organizzazioni, delle istituzioni, in questo caso del Burkina Faso. Di nuovo, la lettera è meravigliosa, la pratica non sempre è all'altezza della lettera, nel senso che molto spesso sì, ci sono delle partnership, ma delle partnership che sono soltanto formali, di facciata. Anche qui un esempio molto molto concreto, questo ci è stato riferito dal referente responsabile della nostra agenzia di cooperazione in uno dei paesi dell'Africa subsahariana e ci racconta questo fatto. Era aperto un bando per progetti di cooperazione molto importanti, finalizzato da un'agenzia internazionale, e una ONG italiana si rivolge all'ufficio locale della nostra agenzia italiana di cooperazione dicendo: guardate, noi vorremmo realizzare in questo paese un progetto su questi temi. Ci aiutate a trovare un partner locale per farlo? E questo è uno dei compiti delle nostre sedi territoriali, quindi la richiesta di per sé era assolutamente legittima. C'era però un piccolissimo problema che è stato segnalato dal responsabile. Dice, ragazzi, cioè io vi aiuto anche a trovare il partner, ma guardate che questo bando ha una progettualità molto molto complessa. Mancano 2 settimane alla scadenza del bando, ma cioè, è impossibile, non ce la potete fare a costruire questo bando che è molto molto complesso in 2 settimane. Uno ha detto, no, ma non c'è problema, noi il progetto l'abbiamo già scritto, ci manca solo il partner locale, che secondo loro avrebbe dovuto mettere 2 firme, poi loro gli avrebbero dato qualche mancetta, ma poi il progetto funzionava. Cioè, sarebbe andato. E qual è il problema? Il problema è quello di realizzare progetti che non hanno assolutamente il polso della realtà, che non rispondono agli interessi, ai bisogni e alle aspirazioni dei contesti locali. Altra conseguenza, il considerare i partner locali come persone di serie B o di serie C. Ci siamo noi cooperanti, noi sappiamo come funzionano le cose, voi dovete solo fare quello che vi diciamo noi. No, ma veramente, zitti, sappiamo noi come si fa. Poi chissà perché i progetti non funzionano. E io ricordo, ma lo ricordo, ma anche con affetto, perché poi una persona che conosco, di nuovo, altra conferenza, il vecchio cooperante ormai in pensione che dice possiamo dire quello che vogliamo, ma l'Africa è senza speranza. Io ho fatto progetti di cooperazione per 30 anni e non ce n'è uno che abbia funzionato. E la colpa è degli africani?
non ti poni il problema che se per 30 anni hai fatto una cosa e non ti è venuto una volta, forse un pochino la colpa è tua? Come un allenatore di calcio che dicesse: ah, io ho allenato 50 squadre e sono tutte retrocesse, proprio forse dovevi cambiare mestiere o cambiare metodi di allenamento. Ok, ci sarebbe da dire ancora molto sul punto, ma la mia ora è scaduta e quindi dico un'ultima cosa sull'ultimo punto. Che cos'è l'Africa? Che cos'è l'Africa? Vi racconto questo aneddoto. Io, come Università Cattolica, contribuiamo anche alla realizzazione di progetti di cooperazione e per motivi vari, grazie all'apporto della nostra facoltà di medicina di Roma, abbiamo, su richiesta di una realtà locale, promosso un progetto in campo medico per la prevenzione e la cura della tubercolosi in un'area remota del Camerun. Siamo lì a tavolino a decidere il progetto, eccetera, eccetera, con lo staff medico e con il nostro staff amministrativo, e io dico: sì, ok, benissimo queste cose, però ci vuole adesso un attimino un approfondimento su quella che è la situazione di questa specifica regione del Camerun. Cioè adesso noi abbiamo buttato giù un bozzone, ma adesso ci dobbiamo confrontare con i medici locali, con i cooperanti locali, con quelli che conoscono la realtà di questa specifica regione del Camerun. E una collega, di nuovo persona a cui voglio tantissimo bene, mi guarda e mi dice: Marco, ma cosa dici? Ma questo progetto l'abbiamo fatto uguale in Uganda e ha funzionato benissimo. Come se io dicessi: ma quest'estate voglio andare in vacanza in Estonia. Sai che c'è adesso? Chiedo a un mio amico che sono 10 anni che vive in Estonia, così mi faccio dare consigli. E questo mi dice: no, Marco, ma non stare a perdere tempo, te li do io i consigli che sono 10 anni che vado in vacanza in Puglia. So tutto della Puglia, quindi tipo... Noi una cosa del genere non la diremmo mai riferendoci all'Europa, ma anche riferendo all'Italia. Un business plan ad Aci Trezza non può essere replicato a Bressanone identico. E siamo in Italia. Invece l'Africa, sì. L'Africa, un paese? No. No. Esistono tante Afriche, esistono 54 diversi paesi in Africa e molti di questi paesi sono paesi molto molto estesi. La Nigeria del Nord non è la stessa cosa della Nigeria nel Sud, esattamente come il Trentino Alto Adige è una cosa molto molto diversa dalla Sicilia o dalla Calabria. Okay? Quando parliamo di Europa ne siamo ben consapevoli, quando parliamo di Africa tendiamo a dimenticarci. Ok, tempo scaduto, non so se ci sono domande, osservazioni, commenti. Bene, ringrazio Marco Caselli perché ha detto davvero tante cose, tante informazioni, tante suggestioni, e chiedo a voi se avete delle domande da fare anche. Lo chiedo a chi di Africa ha davvero grande conoscenza. La forza. A cui non garantisco di dare risposte, però le domande fatele, poi vedremo se sarò in grado. C'è una mano alzata. No, un attimo, chiedo scusa, io stavo forzando il professor Luzzatto e poi parlerà lei. Ma, prima di tutto mi scuso che sono arrivato pochi minuti in ritardo. Poi che ho veramente apprezzato moltissimo e sono molto d'accordo. Come accennava la dottoressa, ho lavorato da giovane per 10 anni in Nigeria e da vecchio per altri 7 in Tanzania. E dunque, rifacendomi all'ultimo punto, per esempio Nigeria e Tanzania sono molto diversi.
Sono d'accordo su quasi tutto quello che ha detto. Non ho mai lavorato per la cooperazione, però quando ero in Tanzania l'ambasciatore, non so perché, mi invitava a delle riunioni in cui si parlava di questo, e quello che mi ha stupito, ma è solo un aneddoto, è che praticamente c'erano sulla carta le domande che si potevano fare, ma ho avuto l'impressione che in realtà si erano già divisi tutto quelli che erano gli habitué della cooperazione. Io mi soffermerei sull'ultimo punto che lei ha fatto, però andrei un po' più in là, cioè siamo passati dall'Africa X und Leones all'Africa che si è stata spartita dai poteri coloniali nel 1884, quando praticamente avevano la mappa della costa, ma cosa c'era dentro era più o meno ancora X und Leones. E infatti lei ha nominato la Nigeria, la popolazione Yoruba, che è quella che io conosco meglio, cosa hanno fatto? Hanno riunito nella Nigeria, gli antropologi dicono 200 popolazioni diverse, facciamo pure 10 maggiori, ma quello che è peggio, hanno fatto i confini in maniera che la popolazione Yoruba è in almeno 3 paesi diversi, e cioè Nigeria, Benin e Togo. E un po' anche in Camerun. Comunque il punto è un altro, che adesso la situazione è diversa. Ci sono 54 paesi. Quando io sono andato in Nigeria, ci sono andato perché volevo lavorare lì come ematologo. Ho scritto a 5 medical schools, che erano le sole esistenti nell'Africa subsahariana. Attualmente solo in Nigeria ci sono 40 medical schools. Dunque lo sviluppo è avvenuto. In certi casi bene, in altri casi non bene, in altri casi magari anche male, ma è avvenuto. Dunque, quello che io penso è che non è questione di fare il progettino e poi trovare il prestanome locale, è il contrario, è che per fare buona cooperazione bisogna chiedere a chi è lì, ai poteri locali, che siano medici, che siano agricoli, che siano di qualunque, fate voi il progetto e noi cooperiamo. Secondo me la cooperazione dovrebbe funzionare così. Naturalmente ci sono casi estremi. A Dar es Salaam, nell'ottimo campus dell'università, c'è un istituto di cardiologia. Come è stato fatto? Sono arrivati i cinesi, hanno detto: volete un istituto di cardiologia? Sì. Allora ci pensiamo noi. Qual è l'area? Hanno portato tutto, dall'equipment al personale, e dopo 3 anni hanno consegnato l'istituto di cardiologia. Naturalmente si dà il caso che tutta la maintenance, tutte le forniture, tutti i consumables, tutto quello che per i prossimi 20 anni sarà necessario per far funzionare l'istituto, guarda un po' caso, viene dalla Cina. E dunque questo corrisponde a quello che lei ha detto prima, cioè che non c'è niente di male che ci sia anche un interesse. Ma il punto principale è che secondo me al giorno d'oggi la cooperazione dovrebbe essere basata sulle richieste fatte dai rispettivi paesi e in cui, a seconda dei mezzi disponibili, si coopera. E io sono perfettamente d'accordo, assolutamente. Sì, ecco, io sono un geologo, quindi di queste cose non me ne intendo, però sono contento di essere venuto qui perché ho capito una cosa, che bisogna cooperare affinché il paese si sviluppi. Questa è veramente, mi sembra, la cosa che ho capito io questa sera. Perché invece, al contrario, mi sembra di capire, ascoltando insomma o leggendo, che si aiutano certi paesi
però per avere in cambio qualcosa, il gas, petrolio, terre rare, eccetera, eccetera. Ecco, mi sembra che non sia la stessa cosa. E questo si fa anche con paesi che sono dei regimi tremendi, che solo il pensiero di aiutarli, insomma, a me viene male. Ecco, ho finito. Sì, detto questo, si apre sempre una grossa questione di carattere etico proprio rispetto, allora, intanto diciamolo chiaramente, paesi africani in cui ci sia uno Stato che risponde pienamente agli standard democratici di rispetto dei diritti umani come li conosciamo noi in Europa, qualcuno c'è, ma non sono tanti. E allora il grosso dilemma etico rispetto a cui io non ho una risposta è: laddove c'è un paese dove c'è un regime dittatoriale, dove sappiamo che ogni aiuto per 100 che entra nel paese, 20 va a aiutare le persone che hanno bisogno e 80 contribuisce a mantenere il regime esistente, che cosa facciamo? Li aiutiamo e così sappiamo che sosteniamo la dittatura? Non li aiutiamo e così le persone che vivono in quel paese saranno doppiamente penalizzate. Penalizzate perché vivono sotto un regime non democratico e penalizzate perché proprio per questo motivo non ricevono neanche il nostro aiuto. Non ho una risposta a questa questione, ma è una questione di quelle da far tremare i polsi, insomma. Ecco. Grazie. Io volevo chiedere questo. Qual è o quale potrebbe essere il ruolo delle imprese italiane per lo sviluppo o per la cooperazione allo sviluppo? Questo perché ho visto che in Cattolica c'è ad esempio i For Impact, no? E un'attività, una fondazione, adesso non so bene, che coinvolge le imprese mi sembra in progetti di sviluppo. Allora la curiosità è quanto le imprese spesso vanno prima, dopo, a cavallo, insieme alla cooperazione allo sviluppo statale e quanto invece se esiste questo flusso di imprese che invece agiscono autonomamente oppure non è possibile. Qualcosa sul tema imprese per lo sviluppo, ecco, in collaborazione con lo Stato oppure autonomamente, come la vede, che giudizio dà? Grazie. Prego. Allora, la questione è questa. Storicamente le risorse che i paesi più ricchi hanno dato ai paesi meno sviluppati sotto forma di aiuto ufficiale allo sviluppo sono sempre state molto scarse e in prospettiva saranno sempre meno, perché c'è stata la decisione dirompente del presidente Trump di fatto di chiudere l'Agenzia Americana per la Cooperazione, ma altri paesi non dico che seguiranno l'esempio, ma quindi sicuramente è fondamentale per la cooperazione intesa in senso ampio individuare risorse alternative. Non si può pensare che la cooperazione e lo sviluppo si basi soltanto su fondi pubblici. Quindi è fondamentale che si trovino risorse di tipo alternativo per stimolare lo sviluppo. Da questo punto di vista il ruolo delle imprese è assolutamente centrale. Dopodiché un'impresa in un paese terzo può comportarsi in tanti modi diversi. E quindi è importante, non sono un esperto di questo settore, ma qualche passo è stato fatto in avanti in questa direzione, che ad esempio ci siano delle norme internazionali che permettano di sanzionare un'azienda, ad esempio italiana, se fa, perdonatemi l'espressione, una porcata anche in un paese terzo. Ok? In quel paese terzo non c'è l'autorità per sanzionarti, benissimo, verrai sanzionato però sicuramente il ruolo dell'impresa, questo è un caso di nuovo dove però è importante che l'interesse, che pure ci deve essere, sia accompagnato anche da una tensione di carattere etico, perché un'impresa può favorire lo sviluppo,
può favorire attraverso delle partnership un'imprenditoria locale, viceversa può avere un atteggiamento solamente predatorio nei confronti del paese stesso. Pensiamo banalmente alla dinamica dei salari, banalmente alle attività di lobbying che si può fare nei confronti di un paese straniero per tenere molto bassi gli standard legali sull'occupazione, ad esempio. Volevo fare una domanda. Sì. Mi pare di avere capito che ci siano molte posizioni, anche molte organizzazioni di cooperazione mosse da un genuino spirito positivo, di bontà, tra virgolette. Le motivazioni possono essere di vario genere, ma il cui fine è comunque positivo. Tuttavia, sovente appaiono degli errori gravi proprio nella incapacità di comprendere la realtà nella quale queste cooperazioni, queste organizzazioni vanno a operare. Com'è possibile? Quali strade possono essere seguite perché questo tipo di patrimonio, anche motivazionale, anche di energie personali, venga indirizzato in maniera migliore? Ok, non è una domanda facile, e anche qua ci sono alcuni possibili rischi. Ad esempio, le organizzazioni, le grandi istituzioni, le istituzioni pubbliche che finanziano la cooperazione, pensiamo a tutto il sistema dell'Unione Europea e pensiamo in Italia alla nostra Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, c'è questa consapevolezza di una possibile non piena adeguatezza di tutti i soggetti che fanno cooperazione. Talvolta la risposta qual è? È l'appesantimento burocratico. Visto che vogliamo essere sicuri che neanche un centesimo dei soldi che vi diamo venga speso in maniera non adeguata, vi imponiamo una rendicontazione dell'utilizzo dei soldi che è spesso folle e delirante, con il risultato che quando si realizza un progetto, le migliori risorse di una ONG non sono dedicate alla realizzazione del progetto, ma sono dedicate alla sua rendicontazione. Questo è un modo di non risolvere il problema, che avrà una conseguenza se la tendenza sarà questo, che sarà quella di spazzare via le piccole ONG. Perché una grande ONG si può permettere un ufficio legale dedicato soltanto a gestire le pratiche burocratiche, eccetera. La piccola ONG no. E questo è un altro problema, perché la grande ONG magari tende a fare soprattutto i grandi interventi. Altra tendenza che avremo nel mondo della cooperazione è finanziare soltanto megaprogetti. Però il mondo è fatto di realtà grandi ma anche di realtà piccole, e ci sono alcune piccole ONG che sono piccole ma sono con un livello di professionalità molto molto elevato, che invece sono in grado di raggiungere territori, spazi che un intervento di scala industriale più difficilmente riesce a raggiungere. Chiedo scusa, insisto ancora, ma come si può evitare o comunque limitare che delle persone, un gruppo di persone ottimamente intenzionate, acquistino il trattore e quindi facciano ciò che lei ha appena descritto? Sono a conoscenza anche di altri interventi di questo genere, perché il professor Luzzatto dice bisogna chiedere all'interlocutore, in questo caso africano, di che cosa ha bisogno e quale tipo di intervento ritiene che sia necessario. Faccio un'altra osservazione.
Nel caso del piano Marshall, i due soggetti, gli Stati Uniti da una parte e l'Europa dall'altra, fermiamoci all'Italia, avevano un ugual linguaggio, cioè erano soggetti che avevano la piena capacità di comprendere che c'erano convenienze, nel senso migliore del termine, se vogliamo dire questo, nell'operazione. Come si individua l'interlocutore al quale tu vuoi apportare un'azione positiva? Però forse vale la sua osservazione. Non siamo noi che dobbiamo individuare l'interlocutore, è l'interlocutore che deve venirci a cercare. Non faccio commenti sul piano Marshall perché credo che c'era anche un altro movente un po' politico, ecco, che non... No, l'abbiamo esordito con i motivi che c'erano altri motivi, ma ha funzionato. Il mio esordio è stato questo. C'erano altri motivi, ma ha funzionato. Per la seconda parte della domanda, io andrei un po' più in là, cioè perché il Ministero, il Ministero nella, diciamo, organizzazione della cooperazione allo sviluppo potrebbe dire noi non consideriamo domande da parte di ONG, il contrario. Noi accettiamo domande solo dalla Tanzania, dalla Nigeria, dal Burkina Faso, dalla Repubblica. Sono loro che devono domandare che cosa vogliono, che cosa ritengono sarebbe utile. E poi vediamo un po' chi, ONG o privato cittadino o un'impresa che vuole investire, risponde. Secondo me questo sarebbe fondamentale. Concordo, ma non è la cosa più facile da fare, quindi spesso non si fanno le cose magari. Sarebbe un salto di qualità, assolutamente, certo. Io ringrazio il professor Caselli e vi dico solo che lunedì 27 aprile Sara Ferrando dell'Università di Genova, sempre alle ore 17, parlerà di organismo, forma, informazione. Questo è il titolo. Grazie a tutti. Grazie ancora a voi. Grazie.